Sai quelle false partenze? Amici bellini, perché stavo pensando in inglese, quindi nice friends, not cute friends, nice, perché bellini ha intrinseco il fatto che siete carini nei miei confronti, siete simpatici, siete affabili, insomma tutta una serie di cose belline. Poi ci vuole belline, non si può dire altro. Sei tu che non sai Ma parlare. stai ma che boh, madonna mia, questo sta prendendo una confidenza. Sai i teenager che si prendono poi confidenza? Ma quali teenagers? Sei tu che non sai parlare? Ma veramente, Non sai veramente parlare? fai. Non sai parlare? Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. È la fase difensivamente. Sono fragili difensivi. I difensivi sono offensivi. Ma perché stai facendo tu il caffè? Non capisco, non No, capisco. ma guarda. Non lo faceva Prassede? Perché? Prassede dov'è? No, Prassede non. Come non c'è? Ma a proposito di Prassede, ma tu che cosa. No, non Prassede, ma dico come femminilità. Che L'ho visto intendi? un pochino. No, che cosa vuoi? Tu vuoi fare. Sono fatti miei, non la penso e così lei si innamora di me. Sì, quello che dico io è che. Sono. Ho letto un Le sacco di ragazze. libri, ho letto un sacco di Mi libri. sempre. I libri sul corteggiamento. Funziona così, ti giuro che è così. È scientificamente provato. Non ti preoccupare che io so quello che faccio. Serve una fase offensiva. Ma non ancora, poi Lo so, vedrai, lo so. vedrai. Dove vogliamo arrivare? Il Vesuvio. Che poi, a parte tutto, ma la vedete a quella? Guarda come sta guardando, Sta proprio ti innamorare lui che fa il tipo che non si interessa. Sì, perché tu stai facendo il finto disinteressato. Ma quando mai che ne Ne sai? conosco, sono stato un teenager anch'io, ma non funziona, o meglio, funziona solo se lei già ce lo È vuole. arrivato il Che se no, se esperto. tu fai un finto disinteressato, no? E lei non ce lo vuole, è questione sì, siamo stati tutti teenager. Ma è il dottor Stranamore. Puoi tranquillamente essere interessato. Se lei ce lo vuole, va bene anche essere vabbè, interessato. la fai facile. Vabbè, signori miei, le nazionali volgono al termine quasi. Ultima giornata oggi e dobbiamo starci attenti semplicemente a Insigne. C'ho il tacchino qua che controllo tutto. Ad Elmas che deve giocare con la Germania e a Zelinski che deve giocare con l'Inghilterra, dopodiché credo che siamo salvi e possiamo fare un recap di quello che è successo, perché non è male. Ora, al di là dei vari infortunietti che ci hanno tenuto in apprensione, la spalla di Mertens, le dita, il dito di Koulibaly, però Koulibaly ha giocato ieri con il Senegal 1-1. Poi mi dicono perché non ho potuto vederle, ero stato impegnatissimo, qualcuno di voi mi ha seguito live su Facebook, sul canale Facebook Caffè Napoli 1926, qualcun altro non lo sa, ma sul canale di Catto, di Alessandro Catto, ci sarà un approfondimento sul Napoliere, come dice lui, e quindi potete andarlo a vedere, probabilmente è oggi online, sarà online tra poco tempo, quindi tenete un occhio e io vi farò sapere nel canale Telegram, dove dovete essere iscritti, siete 500, ma com'è possibile? Siamo quasi 7500, mancano 7000 di voi sotto nel canale Telegram. Ma io non c'ho il canale Telegram, non ha importanza, dovete scaricarvelo, è meglio di WhatsApp. Forza ragazzi, perché sennò poi non vi posso regalare le magliette quando poi faremo la giveaway, quindi lo dico per voi. Ma io non lo sapevo. Lo sapevatelo. Quindi approfondimento da quell'altra parte. Mi dicono, ho letto più che altro, che la Nigeria si è presentata con un 2-5-3 con solo Koulibaly e un altro in difesa e comunque 1-1 e sono andati pure in svantaggio. Ovviamente non possiamo seguirle tutte, ragazzi, ma perché Nupoko che fa? Nupoko, anche le app sono in ritardo, cioè alcuni non portano le formazioni. Per esempio Desaparecido Bobotta, mi dovete spiegare, è stato convocato, è partito con la Slovacchia, ma non lo vedo né titolare né tra le riserve. Allora qualcuno che magari ha più notizie, che ha seguito, perché ho ricevuto dei messaggi privati di gente che ha seguito per
per esempio, te lo dovete dire voi nei commenti. No, guarda, ho saputo che Bobotta si è litigato con l'allenatore, oppure qualsiasi altra cosa e motivo, perché è partito ma non è nemmeno in panchina, e allora non capisco l'utilità di queste nazionali, sinceramente, di queste convocazioni. Esempio fulgido, Lozano, la sua partita di ieri era un amichevole, si poteva anche evitare. Lozano in un tridente, mi dice l'amico sangue azzurro che ha giocato prima punta, so che mancava Jimenez, quindi probabilmente sì, ci sarà stata un'alternanza tra le punte del Messico, e pare che anche l'allenatore del Messico dica parecchio ciucchi in tutto intorno alla partita. Il Ciucchi all'89esimo Valerio, fa il gol partita di testa su un calcio d'angolo, la risolve proprio lui. Mi fa rizzare il fatto che è il 22 di Lavezzi. Come devo fare? Va bene l'11 di Lozano nel Napoli, è il suo numero in questo momento, ma mi fa rizzare che in campionato, che in nazionale abbia il 22 di Lavezzi. Come devo fare? È bello proprio. Dopodiché, chi altro c'è che dobbiamo... Allora, Mertens non ha giocato nell'8-0 di ieri. Il Belgio vince 8-0 contro la Bielorussia, tutte riserve. Non ha giocato Lukaku, non ha giocato De Bruyne, giustamente tutte riserve, giustamente 8-0. Quando io dico attenzione al Belgio, ma io parlo dei titolari, non sapevo che le riserve stavano così affamate. Mamma mia, e che squadra! E teniamoli d'occhio e cerchiamo un bel terzino sinistro belgio, che magari un bel gioioso. Cringe, sei cringe. Vabbè. Chi altro c'è? Zielinski, protagonista delle partite con la Polonia, dovrà affrontare l'Inghilterra, quindi attenzione, Covid, attenzione, perché sempre molti, insomma, quella è la paura principale in Polonia dopo, insomma, la positività di Skorupski, se non vado errato. Quando io vado errato, voi siete i benvenuti a dirmelo nei commenti, perché sono fallibile e perché sto facendo un po' di musica in più, c'ho delle cose, maronna mia, seguitemi sul canale musicale, per favore. Ve lo chiedo, vi scongiuro, perché usciranno delle cose lì prima di qui, perché devo fare delle prove. Poi vi spiegherò. Ci sono tanti modi per supportare quello che faccio, e alcuni che se lo possono permettere, la donazione, vedi qua, Levitan Arstemius Blow, la donazione super chat durante la live con Fablo. Voi potete iscrivervi al canale, è un modo di supportare, dirlo ai vostri amici è un modo di supportare, i commenti, i mi piace, vi iscrivete agli altri canali, mi seguite sulle altre piattaforme, è tutto un modo di supportare, perché mi sento più potente con l'esercito bellino e posso andare a bussare a certe porte. A proposito, oggi penso che siamo in televisione, ma non ve le posso dire queste cose, perché sì, siamo in televisione, penso un'altra volta, dal buon Paolo Del Genio su Telea. Lo sapete nel canale Telegram sotto, che va già ricere, voglio, è tanta roba. Fabian domani dovrà incontrare, stasera dovrà incontrare il Kosovo di Rachmani, il quale Rachmani è anche desaparecido, perché è stato convocato, però affaticamente, era già affaticato, insomma mezzo infortunato col Napoli, parte lo stesso e lo rispediscono a casa. Queste sono le cose che so. Quindi Fabian affronterà la Spagna, affronterà il Kosovo stasera, speriamo, insomma Fabian l'ultima partita l'ha cominciata da titolare, vediamo se verrà utilizzato, spero di no. Bobotta quindi non si sa. Osimhen va in gol, un gol dei suoi, un lancio dove lui va a fare sportellata sul filo del fuorigioco, dà una sportellata il difensore e quindi lo mantiene anche in gioco, perché probabilmente senza quella sportellata magari poteva finire in fuorigioco, che è una cosa che Osimhen deve studiare, deve affinare. Però attacca benissimo il pallone, il portiere in uscita cerca di fermarlo, ma lui lo anticipa con un bel tocco e gol proprio di istinto, quei gol di istinto che fa lui. È un classico gol alla Osimhen, se si può chiamare un gol alla Osimhen. Dopodiché, ragazzi, Lozano ha segnato, Osimhen ha segnato, e questo è il mio piacere. Se Mertens è stato risparmiato per una questione precauzionale e possiamo tornare con i giocatori magari anche esaltati, col morale alto, Insigne avrà il morale alto, è stato decisivo nelle partite dell'Italia. Mertens comunque si è preso un bel calcio di rigore, è un bel calcio. Mi dicono, il buon Fabio Versatile mi dice che Lozano si è preso tanti calci, l'importante è che resistano e che siano decisivi nelle loro squadre. Gol di Elmas, gol di Osimhen, gol di Lozano. Tornate ragazzi a casa, io non ce la faccio più a guardare le nazionali, a volte non le riesco nemmeno a guardare. Dobbiamo pensare al Crotone, Serse Cosmi, c'è Calabria e Calabria,
dobbiamo pensare a c'è Calabria e Calabria, poi quello anche del Milan. Dobbiamo pensare al Crotone, il Crotone è una trappolona, dobbiamo stare attenti. Giocano così alla man bassa, no, non si dice alla man bassa, giocano Volevi dire all'arma all'arma bianca, ecco. Eh. Stai zitto. No, non lo so. Giocano all'arma bianca perché non se ne fottono proprio, perché la situazione è disperata. Ok, però magari con un po' di rispetto per il Napoli ce l'avranno, allora si chiuderanno, apriranno i varchi. Non gioca Demme perché è infortunato Demme, ma si sarebbe magari anche riposato a prescindere dall'infortunio. Si è fatto male Ospina, benissimo, quindi sappiamo che giocherà Meret e probabilmente Meret dovrà giocare anche con la Juventus, ma non mi voglio proiettare. Vedete le pause? Alle volte anche le pause sono importanti. Io sono uno che fa editing una continuazione, ma non mi voglio proiettare. De Luca, il maestro delle pause è De Luca. Insomma, non mi voglio proiettare alla Juventus, ragazzi. Crotone, dove noi ritorneremo anche alle origini sul canale, perché reazione registrata, editata e postata, e una volta postata poi andiamo live per l'approfondimento. Insomma, seguite tutte le cose belline, perché io non ce la faccio più nemmeno a tenere questa maglietta che sembra a collo alto, ma è semplicemente la maglietta di YouTube. Devo stirarla. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da avere solo, non mi ricordo come mi chiamo.